Manuel Samaritano qui in Piazzale Asser. Ecco, qual è il senso di questa iniziativa di stasera? Allora, il senso dell'iniziativa è praticamente il volere raccogliere delle firme perché i cittadini oggi sono stufi di avere un territorio disastrato. Noi stiamo raccogliendo le firme che presenteremo anche alla Regione Siciliana, al Sindaco, al Prefetto, dove richiediamo la riqualificazione del nostro territorio, la rete idrica, perché continuando di questo passo nel 2070 forse finirà qualcosa, e quindi abbiamo chiesto anche con una lettera all'assessore Sollano la riqualificazione delle villette dei parchi pubblici affinché ragazzini e anziani possano andare il pomeriggio a passare un po' del proprio tempo. Quindi ci vogliamo occupare del territorio, un territorio che oggi, come possiamo vedere tutti, dispiace vedere in queste condizioni, e quindi la raccolta firme servirà a questo. Questa è un'iniziativa della Federazione Provinciale del Partito Socialista. Ecco, che tipo di messaggio lanciare anche in vista delle prossime elezioni comunali? Ci sarà un'area progressista? Ecco, riuscirà il centro-sinistra a portare avanti delle sue idee? Ma noi siamo di centro, quindi siamo aperti al dialogo con tutti, faremo delle proposte, aspettiamo anche se ci sono delle proposte e siamo, ripeto, aperti al dialogo. Parliamo di questa iniziativa organizzata dalla Federazione Provinciale di Agrigento, una petizione per la riqualificazione del territorio, crisi idrica e il taglio delle bollette. Esattamente, noi siamo scesi in campo perché pensiamo che oggi si debba smettere di fare populismo e di cercare comunque in tutti i modi di andare controcorrente. Serve una politica netta, una politica costruttiva e di confronto. Non è stato un caso oggi che abbiamo condiviso per noi con piacere il gazebo unitamente ai Fratelli d'Italia. Questo vuol dire la capacità di condividere. Bisogna tornare al vecchio, alla vecchia Repubblica, io la indico così, dove c'era il rispetto. Fondamentalmente dobbiamo partire da lì, si deve capovolgere questa piramide, c'è un appiattimento sociale che fa paura. E quindi partiamo dal nostro territorio, riqualificazione urbanistico, investimento affinché i nostri cervelli, i nostri ragazzi non scappino da Agrigento, e quindi ripartire per ricostruire. Chiederemo noi di poter avere diversi confronti con altri partiti politici e quindi condividere, oppure anche astenerci, perché è giusto anche mantenere una propria identità di filosofia politica, ma questo non vuol dire andare contro un'iniziativa positiva che fa bene alla città. Ecco, è questo che noi ci proponiamo di fare, ritornare al confronto e stabilire che la politica non deve essere concepita come un campo di calcio. Non c'è nessuna partita, nessuno è vinto e nessuno è vincitore, è solo una sofferenza lunga. Dobbiamo cominciare ad allargare la nostra mente e a metterci in campo, a essere propositivi e risolvere.